Buonasera, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Veneto Globe Sport, l'appuntamento che va in onda alle 19:30 e alle 23:30 sulla web tv www.venetoglobe.com. Buona serata anche agli amici che ci vedono dalla provincia di Belluno sul canale del digitale terrestre 813, ovvero 813, questo per quanto riguarda soltanto la provincia di Belluno per il momento, in attesa di ampliare a tutto il Veneto il prossimo nostro segnale. E allora andiamo ad iniziare con lo sport vero e proprio per la serata. Europei a Glasgow, dove il nuoto fa un bagno di medaglie con Paltrinieri, che ormai conosciamo tutti, Cusinato, Scozzoli, Restivo. Complimenti a loro. Nell'atletica la Trust va avanti nel salto in alto, mentre nella stessa disciplina la Vallortigara fa flop sull'1,90. Oggi in pedana intanto la Osacue, che è l'atleta colpita dall'aggressione con il micidiale uovo raggiunto mentre guidava in auto. Dopo la delusione dei 100 metri, Tortu, l'atleta italiano che ha stabilito il nuovo record italiano appunto, ci riprova nella staffetta giurando di dare il tutto per tutto. Premondiale femminile di volley con l'Italia di Mazzanti che perde con l'Olanda per 3-0 facendo rotazione di giocatrici. Il sestetto è stato girato e mutato numerose volte, tra l'altro con l'esordio anche di una 19enne di Club Italia che ha fatto una ottima prestazione. Sabato e domenica semifinali e finali, mentre questa sera si va in campo contro la Turchia. Il calcio mercato è concentrato alla grande sempre sull'Inter che sta cercando il colpo Modric, un Modric che se ne vuole andare, lo ha già detto alla Real, oggi lo ribadirà nel suo ultimo, si dice, incontro. Intanto all'Inter arriverà Keita anche senza lo scambio con Candreva, un giocatore cercato proprio e voluto. Alla Juventus nasce invece il patto per la Champions con Allegri che ieri ha per la prima volta lavorato con il nuovo gruppo al gran completo, compreso appunto CR7, ovvero Cristiano Ronaldo. Non ci siamo dimenticati del Milan perché sembra fatto per Bakayoko al Milan per l'appunto, per lui si parla di un prestito e poi 35 milioni. Questa sera l'Atalanta in campo nuovamente per quanto riguarda le coppe europee ad Haifa in Israele per continuare il sogno. Pochi problemi per Gasperini fortunatamente che ha tutta la rosa a disposizione e da poter far ruotare. È un mondo, quello del calcio, che si è fermato proprio in questi mesi, a cominciare dalla Serie B, che vuole partire o ripartire, meglio dire, da 22 squadre e ha bocciato in questi mesi la proposta di 20 squadre. Continuano i ricorsi, tra l'altro, in questa Serie B. Oggi ci prova l'Entella. In Serie C1 invece, o in Serie C, usiamo solo questa dicitura, i calendari usciranno il 22 prossimo a Roma, ma non si sa con quante squadre al via perché ci sono ancora moltissime questioni aperte. Per la Serie D era tutto ok, poi è arrivato la questione Bari con il fallimento del Bari, tra l'altro allenatore doveva essere Zironelli che poi ha trovato maggior fortuna alla seconda squadra della Juventus, a complicare il tutto appunto il Bari e oggi, se non bastasse, toccherà anche all'Avellino. Adesso siamo sul calcio di casa nostra e allora facciamo un bilancio sui prossimi campionati. La Serie D con la formazione di Checco Feltrin, il Montebelluna si sta allenando e continua ad allenarsi per preparare per questa gara, o meglio per questa serie di gare, per questo campionato piuttosto impegnativo. Per l'eccellenza le squadre non solo trevigiane hanno già cominciato a lavorare, il Giorgione di Perrone ieri
ieri ha giocato in amichevole contro la Primavera del Padova perdendo per 3-1, è un'altra sconfitta questa della squadra di Perrone, che dovrà sicuramente, si diceva già l'altro giorno, ricorrere ancora al mercato. Andiamo a Motta di Livenza, alla Liventina, che è rientrata in sede dopo gli allenamenti in altura e l'amichevole di ieri in Friuli contro il Charlins Musane. Anche la formazione della Liventina ha perduto per 3-0. Chi invece ha vinto e ha ben impressionato è stato il Treviso di Graziano, che contro l'Union Feltre a Seren del Grappa ieri sera ha vinto 3-1, impressionando tifosi e società. Prossima amichevole per i biancocelesti fissata per lunedì 13 agosto alle 18 a Prata di Pordenone. Vittorio Veneto si lavora ancora a San Martino di Colle Umberto con l'arrivo di qualche giocatore, si spera al più presto che possa rinforzare e rimpolpare la rosa. Si lavora anche a Solighetto per quanto riguarda l'Eclisse Careni Pivigina di Della Bella, che continua la sua preparazione modificando alcune date delle prossime amichevoli. Sabato giocherà a Feltre contro l'Union Feltre, la vigilia di Ferragosto giocherà a Volpago contro il Prodeco Montello alle ore 18 anziché alle 18:30. L'Union QDP si allena sui campi di Moriago della Battaglia e di Farra di Soligo, sarà sabato a Conegliano in amichevole tra l'altro contro il Conegliano. Il Porto Mansuè, l'allenatore Lombardi, ieri sera ha mandato in campo una squadra che ha vinto 4-1 contro il Cavarzano, nel secondo tempo rotazione da una parte e dall'altra di giocatori. Andiamo a sentire Lombardi perché aveva detto parole interessanti in fase e in sede di preparazione. Mister, mi dicevi poco fa che non avete mai staccato in pratica ed eccoci qua, pronti per ricominciare. Beh, io personalmente no, anche perché chi ricopre questo ruolo ha sempre qualcosina da fare. I ragazzi invece spero che abbiano un attimino staccato la spina perché adesso si inizia a lavorare. Ed è stata un'annata particolarmente intensa per quelli che naturalmente sono stati riconfermati e che ricominceranno. Hanno fatto un ottimo lavoro, hanno sprecato e speso molte energie, non sprecate spese, e sono stati bravi, però adesso bisogna essere altrettanto bravi a riazzerare il tutto per ripartire al meglio. È stata un po' una vittoria, oltre che della squadra, anche di Lombardi stesso. Ma io non devo prendermi rivincite nei confronti di nessuno. Per me è sempre un piacere sapere che comunque quando uno fa le cose in un determinato modo e dà tutto non deve rendere conto niente a nessuno. Sono contento per i ragazzi, per la società e per chi comunque ha seguito questa squadra dall'esterno, perché è stata fatta secondo me una cosa importante. Una bella cavalcata, avete tenuto gran parte dell'ossatura, avete inserito anche dei buoni elementi. È stata molto brava la società a creare i presupposti per inserire dei innesti importanti, dopo le partenze di diversi giocatori che hanno fatto comunque molto bene qui e che auguro le migliori fortune, e sono stati comunque fatte delle scelte mirate per ottemperare a certe negligenze, quindi va bene. Si inizia oggi con un grande caldo, come continuerai? Ma il caldo è sempre bello perché comunque fa bene, permette di lavorare, ma non è ancora il caldo che piace a me, sono abituato ancora più intenso. Sì, sì. E hai programmato già delle amichevoli, immagino? Ci sono delle partite che adesso andremo a disputare in settimana con orario e campo da definire. Che campionato sarà? Tosto questo. Da quello che mi viene detto, da quello che ho visto io, molto molto interessante, importante. Mi sembra che statisticamente negli ultimi 15 anni non si è visto ancora un girone così corposo di squadre di questo calibro e possiamo dire che siamo comunque una seconda Serie D. Dove ti collochi? Se puoi collocarti oppure intendi da outsider essere presente? Ma io come l'anno scorso cerco di riproporre quello che è stato fatto in termini comunque di gioco e magari anche di risultati. Far la comparsa non mi è mai piaciuto, credo che le ambizioni e l'umiltà devono andare avanti di pari passo. Sicuramente ce la giocheremo con tutti come è giusto che sia. Rosa, chiusa? Il 99% sì. Il Pavotto è ancora in giro? Sempre in giro lui. Avete anche questo bel rapporto con il Venezia?
Sì, sì, è stata instaurata questa collaborazione che sicuramente potrà portare i suoi benefici a entrambe le compagini. Poi a te piace anche lavorare con i giovani, quindi. A me piace lavorare con le persone che hanno voglia di sacrificarsi. E allora buon sacrificio, buon caldo e buona annata. Grazie. È un Porto Mansuè che fa ben sperare, è iniziato bene, 4-1 contro il Cavarzano, è calcio d'agosto per carità, però insomma Lombardi ha iniziato con il passo giusto. Continuano a muovere i propri passi anche l'Union Pro sul campo di Mogliano agli ordini di Gionco, il Nervesa agli ordini di Baldi, ieri intanto ha ufficializzato un nuovo giocatore, si tratta di Alessandro Fracaro, classe 98 proveniente dal Belluno. L'Istrana, che è stata presentata il 6 agosto con Bonaldo in panchina, va in campo per la sua prima vera amichevole proprio questa sera contro il Montebelluna mentre vi stiamo parlando. Per quanto riguarda la promozione si sono ormai già mosse quasi tutte le squadre, oggi tocca oggi nessuno, se dobbiamo essere sincero, Godigese e Lovis Presiano ieri, Campigo l'11, Vedelago il 16 e poi si attende il Cornuda Crocetta anche per sapere giocatori e tecnico. Andiamo a Villorba nuovamente con mister Favarato che è stato riconfermato, ce ne aveva parlato così della prossima stagione in sede di presentazione. Mister, riconfermato alla guida del Villorba e allora ci siamo, tra poco inizierà la preparazione. Sì, sono particolarmente contento e ringrazio la società per la riconferma. Non vedo l'ora di iniziare, il 7 agosto iniziamo e non vedo l'ora. Ha già strutturato una serie di amichevoli, immagino? Sì, abbiamo un amichevole con l'Istrana, un'altra con il Nervesa e poi una il 22 con il Ponzano. Si è sottolineato il fatto della giovane età, della squadra giovane, però avete inserito anche dei marpioni, insomma dei bei giocatori. Sì, abbiamo inserito due ragazzi di esperienza, di categoria superiore, Bozzon e Bonotto. Già nel campionato scorso avevo dei ragazzi particolarmente bravi, Zavan, Guidolin e tutti gli altri, De Marchi, Allegri, ragazzi bravi sotto aspetto proprio caratteriale, disposti a lavorare e anche disposti a mettersi a disposizione della squadra, che è un aspetto estremamente importante. Il suo saluto diceva che l'anno scorso avete fatto un campionato, partiti così, poi avete fatto un gran finale. Sì, io sono arrivato che mancavano 2 partite alla fine del girone di andata. Abbiamo avuto un momento difficile, però ci stava, insomma, sapevo che prendevo una situazione non facile. Però i ragazzi, alcuni già li conoscevo perché io sono stato qui 2 anni fa e quindi abbiamo iniziato a lavorare, ci è voluto del tempo, come è normale che sia, però poi i risultati sono venuti e sinceramente si era creato proprio un bel clima e l'ha dimostrato gli ultimi 2 mesi perché noi abbiamo fatto 4 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 7 partite, insomma. Il suo messaggio dice prima salviamoci e poi vediamo. Sì, io credo che sia giusto partire con l'obiettivo salvezza e poi strada facendo, non nascondo che mi auguro veramente di salvarmi il prima possibile per poter poi dare fastidio a società più blasonate, insomma. Ecco. Sarà un bellissimo campionato però. Sì, credo sia particolarmente difficile perché sono salite dalla prima categoria società importanti, Prodeco e Fossalta di Piave, sono società importanti che hanno costruito delle ottime squadre, per cui credo che il prossimo campionato di promozione, e per fortuna che è stato ripescato il Treviso, altrimenti sarebbe stata veramente dura. Sì. Mister, in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci.
Con questa intervista chiudiamo il nostro spazio dedicato al calcio. È naturale che comunque ci siano state queste interviste, questi servizi in questa settimana, perché hanno cominciato veramente tutte le squadre dall'eccellenza alla promozione. Riposo finito invece per il Benetton Rugby, perché in questi giorni si è tornati alla Ghirada. Crowley ha decisamente spinto sull'acceleratore, perché c'è già la prima amichevole stagionale di una certa grossa importanza, ed è proprio domani sera alle ore 20:30 allo stadio di Monigo, quindi venerdì 10 agosto contro il Worcester Warriors. Poi venerdì successivo sarà la volta dei Leicester Tigers, e allora andiamo a sentire i nuovi, o quantomeno quelli che sono arrivati da un pochino già. Ci riferiamo a Giuseppe Di Stefano, lo avevamo nominato il rugbista poliziotto. Eccolo. Giuseppe, com'è la tua storia? Posso dire rugbista poliziotto? Salve, sì, sono Giuseppe Di Stefano, diciamo sì, sono un poliziotto da 6 anni ormai, da poco ho compiuto 6 anni in polizia, ho fatto gli ultimi 7 anni alle Fiamme Oro, militato nella squadra della Polizia di Stato, dove mi sono tolto belle soddisfazioni, è stato un periodo molto importante della mia vita, e adesso ho avuto questa occasione e spero di sfruttarla al meglio. Sì. Ecco, hai parlato di sensazioni, quali sensazioni qui alla Ghirada, qui nell'ambiente della Benetton, un ambiente che tra l'altro conoscevi già perché l'altro anno eri permit? Sì, sono arrivato a novembre a fare una settimana qui, ho avuto l'opportunità di giocare in Irlanda a Belfast contro l'Ulster. Già quella settimana ho avuto modo di conoscere i ragazzi, un bel gruppo, ragazzi molto professionisti e soprattutto molto umani, ragazzi semplici che mi hanno messo subito a mio agio e mi sono trovato molto bene con loro. Ovviamente qui è l'eccellenza del rugby italiano, si vede la professionalità sia da parte dei ragazzi che della società. Ecco, hai parlato di sensazioni quindi positive, com'è l'impatto con la città? Arrivi da fuori? Bah, sì, io diciamo che arrivo dal mare, avevo un po' di timore perché sono di Castellammare di Stabia e vivo sul mare praticamente. E a Roma, avendo Fiumicino vicino, perché eravamo molto vicini a Fiumicino a Roma, diciamo avevo un po' questa paura. Però devo dire che dai, ci sono delle cose positive, come non ci sono, dai. Le piste ciclabili, il fatto di muoversi in 2-3 km, avere tutto a portata di mano, ecco, a noi ragazzi di Roma era un po' difficile tutto questo, perché c'erano dei compagni di squadra che la mattina facevano anche 40-45 km all'andata e 45 al ritorno solo per allenarsi, quindi avere tutto questo a portata di mano di sicuro è a livello psicologico era molto più, sì, no, molto più rasserenante. Chiaramente. Hai parlato quindi ti sei integrato bene, siamo sotto il sole, sei già bello abbronzato, vuol dire che gli allenamenti già li hai cominciati a fare, no? Sì, sto facendo un percorso di return to performance, come chiamiamo qui al Benetton, ovvero dove gli infortunati rientrano gradualmente con la squadra. Io ho subito un infortunio al gastrocnemio mediale destro nella partita del 27 gennaio scorso e sto recuperando per essere al top. Sono addirittura d'arrivo, però dai, è come non si vede mai la fine, dai. Sono le ultime settimane, quindi diciamo cautamente mi stanno allenando per questo. Sì. Piano piano quindi ancora per arrivare. Avrai una bella concorrenza nel tuo ruolo. Beh sì, siamo in tanti, diciamo io non sono giovanissimo, ci sono ragazzi giovani qui, ma sono giovani solo di età perché comunque il loro curriculum parla, giocano in nazionale maggiore, quindi c'è di sicuro una bella concorrenza, c'è Simo Ferrari, Pasquali, c'è lo stesso Marco Riccioni che ho avuto modo di conoscerlo a Roma quando lui era in accademia, ce l'avevamo insieme, anche se pur essendo più piccolo di me, però dai. Hai parlato di età, però non ci hai detto diciamo quanti anni e che obiettivi personali ti sei posto. Bah, diciamo che forse tra il mio ruolo sono quello un po' più vecchiotto, quello più anziano, ho 29 anni. Però dai, ho la voglia di un ragazzino di 20 anni. E questo è importante, in bocca al lupo. Crepi.
Questo era Giuseppe Di Stefano, giocatore nuovo arrivo per quanto riguarda il Benetton, e allora con il rugby si conclude l'appuntamento di questa sera, il nostro appuntamento giornaliero dal lunedì al venerdì, sempre naturalmente su venetoglobe.com, la nostra piattaforma, l'angolo è quello sportivo. Ci trovate anche sul canale 813 del digitale terrestre, solamente per quanto riguarda la provincia di Belluno. In questo periodo, tra poco allargheremo il tutto per quanto riguarda il Veneto. E allora è tutto, concludiamo qui, vi diamo appuntamento a domani. Buona serata.